Un caloroso benvenuto dal telegiornale del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Centrodestra in Sicilia, spiragli di luce? A leggere i giornali di stamani sembra che vi siano spiragli di luce che si fanno strada nel difficile puzzle del centrodestra siciliano. E in tanti pronosticano un informale vertice tra leader nazionali che tra oggi e domani possa raggiungere la quadra. In troppi sussurrano che persino Miccichè, finora artefice massimo del conflitto fratricida, stia in realtà trattando alacremente nelle ultime ore con l'altro fronte in tutta segretezza. Da qui le sempre più diffuse notizie sulla base delle quali si starebbe determinando un accordo maggioritario, non si sa se esplicito o meno, che porterebbe alla candidatura Scoma a Palermo e alla conferma di Musumeci alla presidenza della regione. Giro di Sicilia 2022. Nibali cerca il bis. Tutto pronto per il Giro di Sicilia. Sono 4 le tappe in programma da oggi fino a venerdì 15. La prima oggi da Milazzo a Bagheria, la seconda domani da Palma di Montechiaro a Caltanissetta, la terza giovedì 14 da Realmonte a Piazza Armerina, la quarta venerdì 15 da Ragalna a Etna Piano Provenzana. I corridori saranno impegnati su percorsi misti e ricchi di opportunità prima del gran finale sul Monte Etna che verrà scalato dal versante di Piano Provenzana. Il campione in carica Vincenzo Nibali ha dichiarato: «Tornare al Giro di Sicilia mi fa sempre piacere, è la mia corsa di casa. Penso sia uno step importante per prepararmi al meglio in vista del Giro d'Italia». La Sicilia protagonista al Vinitali. In 4 anni di governo abbiamo investito 368 milioni di euro per il rilancio e la valorizzazione del settore vitivinicolo siciliano, risorse che confermano la grande attenzione che la Regione pone per l'enologia e grazie alle quali l'isola è ormai un brand indiscusso di altissimo prestigio internazionale nel campo del vino. Anche quest'anno siamo presenti da protagonisti al Vinitali. Lo ha detto il presidente della Regione Nello Musumeci arrivando alla Fiera di Verona in occasione del 54esimo Salone dei Vini e dei Distillati che ha aperto i battenti ieri. Dopo 2 anni di stop forzato per la pandemia, l'isola si è presentata all'importante Kermesse con 185 produttori, 3 associazioni e 3 consorzi di tutela di vini DOC. La Sicilia, con quasi 40.000 ettari su 97.000 di superficie vitata, è la prima regione in Italia per area agricola dedicata alla produzione biologica ed integrata. A Pasqua tornano processioni e cortei. Commentando l'avvio della settimana di Pasqua, l'assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Alberto Samonà ha dichiarato che in Sicilia questo periodo che anticipa la Pasqua assume un significato ancora più profondo legato alle nostre tradizioni e ai riti che in tantissimi luoghi della nostra isola si tramandano da secoli. Quest'anno poi le celebrazioni con le processioni dei misteri, le sacre rappresentazioni e i cortei storici hanno il sapore della rinascita, dopo 2 anni di pausa forzata dovuta alla pandemia. Riappropriamoci delle nostre tradizioni, ha concluso Samonà, patrimonio immateriale di straordinaria bellezza, cuore pulsante della nostra identità. Facciamone la bandiera della Sicilia che vogliamo consegnare al mondo. 100 milioni confiscati a imprenditore vicino alle cosche. Dopo più di 7 anni si conclude con la confisca di beni per un valore di 100 milioni di euro, la vicenda che ha avuto come protagonista un imprenditore originario di Monreale con interessi economici nella provincia di Trapani. La prima sezione della Corte di Cassazione ha, con la sua sentenza, posto fine a questa vicenda. L'imprenditore palermitano, secondo ricorrenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dicono dalla DIA, era portatore di interessi delle cosche mafiose siciliane attraverso artificiosi meccanismi fraudolenti mediante i quali aveva accesso a cospicui finanziamenti pubblici, nazionali e comunitari, coinvolgendo nei propri progetti individui vicini a un noto latitante mafioso. Tra i beni sottoposti a confisca, quello sicuramente più noto è il villaggio di Cartibubbo di Torretta di Capogranitola, ricadente nel territorio del comune di Campobello di Mazzara. Area di crisi di Gela, proroga dell'accordo di programma. Approvato dal governo Musumeci la proroga di 36 mesi dell'accordo di programma per l'attuazione del progetto di riconversione e riqualificazione per l'area di crisi industriale complessa di Gela.
La proroga dell'accordo sblocca di fatto le risorse ancora disponibili per l'area di crisi complessa di Gela, 22 milioni di euro, di cui 12 di fondi dal Mise e 10 milioni di cofinanziamento della Regione. L'atto integrativo approvato dal governo Musumeci consentirà il completamento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale dell'area complessa di Gela, attraverso il sostegno a investimenti produttivi e di tutela ambientale e progetti di innovazione dell'organizzazione, in grado di sostenere l'economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile. Una novità prevista dalla proroga è la priorità alle iniziative imprenditoriali in grado di determinare un ritorno significativo in termini di reimpiego dei lavoratori interessati dalla crisi. Fallimento del Calcio Catania. L'ultimo atto del Calcio Catania è stato scritto dal Tribunale di Catania, che lo aveva già dichiarato fallito lo scorso dicembre 2021. Le prime due aste erano andate deserte, alla terza, che si è tenuta il 15 marzo scorso, ha partecipato soltanto una società, la FC Catania 1946, di proprietà di Benedetto Mancini, che ne avrebbe dovuto versare 500.000 euro, mentre ne versava soltanto 125.000. Dopo alcuni giorni, non avendo versato l'intera somma richiesta, il Tribunale ha messo la parola fine. Il triste epilogo ha avuto in passato lo stesso svolgimento sia a Palermo che a Messina. Sulla Sicilia calcistica sembra esserci una maledizione. Il problema reale è che in Sicilia non vi sono investitori credibili che mettano risorse per riportare il calcio siciliano ai livelli che merita. Una grande regione come la nostra meriterebbe almeno 2 squadre nella massima serie e invece ci troviamo a gestire sempre una storia di fallimenti. Le grandi imprese siciliane dovrebbero aprire una seria riflessione sulla mancata capacità di dare respiro alle squadre di calcio siciliane. Adesso per il Calcio Catania comincerà un nuovo percorso con un nuovo club addirittura dal campionato dilettanti. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia e appuntamento alla prossima edizione. Per approfondire le notizie andate direttamente sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.